famiglia chiede che le indagini proseguano e non si proceda all'archiviazione dell'ipotesi di omicidio, anche in base alle uniche frasi pronunciate dallo sciamano trevigiano nei giorni delle ricerche. Morte di Raqeeb, l'autopsia prevista entro la prossima settimana. La famiglia non crede all'overdose dall'abuso di alcol e droga. Vogliamo sapere chi l'ha ridotto così, le parole del fratello Rubel. Omicidio di Santino, mercoledì autopsia sul corpo della professoressa massacrata dal nipote 17enne. Ieri sera in paese 2000 persone per la fiaccolata in sua memoria. Hanno lavorato fino all'alba i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato ieri sera in un'abitazione di via Goldoni a Milano. Un testimone: in pochi minuti sembrava l'inferno. Il sindaco Venturini vuole alzare il contributo d'accesso a 50 euro, d'accordo gli albergatori, contrari all'opposizione, con il consigliere comunale Dem Pellicani che la definisce una misura incivile. Un'altra giornata di festa e memoria alla Dunata Triveneta degli Alpini a Gemona del Friuli, e le voci e i racconti del paese alle 20:30, nuova diretta con i nostri inviati, e domani dalle 7:15 la sfilata delle penne nere. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque il caso di Alex Marangon, con le richieste della famiglia di proseguire le indagini e di non procedere all'archiviazione dell'ipotesi di omicidio. E questo anche in base alle uniche frasi pronunciate dallo sciamano trevigiano nei giorni delle ricerche. Dopo tanto tempo tutti quanti noi speravamo che Alex tornasse e dicesse: ovvio, ho fatto un pezzo di scherzo, sono vivo. La versione purtroppo la più ovvia, che è la più brutta di tutte, è che Alex abbia fatto veramente un tuffo gigante dal Belvedere. È uno dei passaggi contenuti nell'unica conversazione che la famiglia di Alex Marangon ha avuto con Andrea Zuin, lo sciamano che insieme alla compagna Tatiana Marchetto organizzava le serate all'abbazia di Vidor. La conversazione risale alla mattina del 2 luglio 2024. In quel momento Alex risultava ancora disperso. Il suo corpo senza vita sarebbe stato ritrovato soltanto molte ore più tardi, nel pomeriggio. A 2 anni dalla morte del giovane di Marcon, la procura di Treviso pronta ad archiviare il fascicolo per omicidio. La famiglia Marangon, tuttavia, continua a sostenere una ricostruzione diversa dei fatti. Stavamo ancora cercandolo. Quindi cosa sono vivo, quindi sapeva benissimo che era morto. Già che era morto, perché se no uno dice sono tornato, uno non dice sono vivo. L'appello alla procura. Vogliono chiudere, sì, ma chiudere come? E chiudere secondo me nel modo più facile possibile, senza per me avere indagato a fondo. I genitori ritengono, come da alcuni elementi delle perizie medico-legali, che le ferite riportate da Alex indichino chiaramente un'aggressione precedente al ritrovamento. Quindi loro sapevano già cosa era successo. Un'altra anomalia di quell'intervista è che dice: l'abbiamo cercato ovunque, di qua, di là, ma se sei certo che si è tuffato lo cercherai sotto. Ho sentito un grido e un tonfo, ma il tonfo non era di acqua, era come, e tra il grido e il tonfo hanno detto che non c'era spazio per una caduta in acqua. Zuin, la compagna Tatiana Marchetto, i 2 curanderos colombiani presenti alla serata e la proprietaria dell'abbazia risultano indagati in un altro filone dell'inchiesta. In questo caso la procura procede per ipotesi di reato legate alla cessione di sostanze stupefacenti e alla morte come conseguenza di altro reato. Alex si merita la verità, si merita la giustizia e non è giusto che queste persone la passano liscia e che queste persone sono 2 anni che vivono la loro vita liberi e senza rimorsi di coscienza sicuramente, mentre noi siamo 2 anni che viviamo senza Alex, senza il suo sorriso. Non stiamo più vivendo. Col suo ricordo. Stiamo solo sopravvivendo, cercando di dare giustizia a Alex. Morte di Raqeeb, l'autopsia prevista entro la prossima settimana. Intanto la famiglia non crede all'overdose dall'abuso di alcol e droga. Vogliamo sapere chi l'ha ridotto così, dice il fratello.
Mio fratello è morto, ma noi non sappiamo ancora perché. Mia mamma in particolare non si dà pace. Rakeb era il figlio più piccolo, quello da proteggere, e il dolore di Rubel, fratello di Rakeb, un anno più grande del cuoco trentenne di origine bengalese che risiedeva a Mestre, deceduto mercoledì all'ospedale di Padova, dove era stato trasferito dall'Angela in attesa di un trapianto di fegato dopo una grave forma di esotossicosi, parrebbe da alcol e droga, e non in seguito alla presunta violenza subita, come lui stesso aveva detto dall'ospedale alla madre raggiunta al telefono prima di morire. La famiglia continua però a sostenere l'ipotesi di una violenta aggressione, ricordando le ferite e i lividi riportati dall'uomo quando, all'alba di lunedì, era stato trovato privo di sensi lungo via Fratelli Bandiera a Marghera. Intanto gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire da Venezia a Marghera le ultime ore di vita del trentenne e identificare le persone che erano con lui prima del ricovero. Oggi è l'appuntamento del fratello con Prince Aulader per ricevere il conforto della comunità e per tentare di capire chi fossero le persone che il fratello frequentava abitualmente dopo il turno di lavoro come nel tempo libero. La famiglia, come molti della comunità, continuano a sostenere con forza l'ipotesi dell'aggressione ad opera di un branco, viste le parrebbe abituali frequentazioni del cuoco trentenne anche con alcuni componenti della comunità bulgara. È un problema di sicurezza perché uno che finisce di lavorare, che va, comunque torna a casa, oppure che comunque va a Marghera, a Mestre, uno è libero di andare dove vuole, però non può essere pestato in questo modo e nessuno si accorge di una rissa, comunque di un episodio così grave, e si accorgono le persone il giorno dopo e lo trovano a terra senza sensi. Cioè, secondo me è un episodio veramente molto, molto grave e quindi io mi chiedo, comunque chiedo alle istituzioni che facciano che chiariscano la situazione e che fanno un'indagine abbastanza veloce per dare una risposta ai familiari e alla comunità. Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Romea, un'auto si è schiantata contro una moto, ad avere la peggio il conducente dell'auto, le cui condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari del SUEM. La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma la violenza dell'urto ha proiettato la vettura fuori dalla carreggiata. Il veicolo ha terminato la sua corsa all'interno del profondo fosso che costeggia la statale, ora privo di acqua. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo utilizzando cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere della vettura e liberare l'uomo intrappolato. Una volta estratto, il conducente è stato affidato all'equipe medica, stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni rimangono gravissime. L'omicidio di San Stino, l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra è stata fissata per le 18:30 di mercoledì e sarà eseguita all'obitorio dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Gli investigatori stanno ancora cercando l'arma del delitto e il telefono della vittima che il nipote 17enne ha detto di aver lanciato in un corso d'acqua. Intanto ieri sera 2000 persone a San Stino alla fiaccolata in memoria della professoressa. Quello che è successo non doveva succedere, è una roba in più questa qui, perché questa è stata all'asilo con la mia figlia, a scuola, al centro Olimpia di atletica leggera qui a San Stino, quella era una mia figlia, non doveva succedere questo, per nessun motivo al mondo, hai capito? Ma cosa gli ha passato per la testa? Cosa gli ha passato per la testa per fare un atto del genere? Ma come si fa un nipote a uccidere una zia? Io mi domando questo. La rabbia per un orrore che colpisce la comunità tuttora incredula a quasi una settimana dal massacro di Chiara Guerra. C'è anche questo, la rabbia, nella serata che San Stino dedica all'amata insegnante 53enne uccisa dal nipote. La rabbia e il dolore, il pensiero e l'omaggio, tutto si interseca nella fiaccolata che parte dal municipio.
Attraversa le strade del paese, si ferma alla scuola media della professoressa e si conclude davanti alla chiesa, dove le candele cominciano a illuminare il tramonto, un tramonto che vive nei cuori di tutti. Ci sono le istituzioni, sindaco in testa, ci sono le colleghe di Chiara, ci sono gli alunni che ringraziano la professoressa con parole commoventi scritte sui tanti cartelli. Molti di questi ragazzi sono seguiti da uno psicologo per superare il trauma, lo stesso che colpisce i loro genitori, sconvolti per la fine di una insegnante indimenticabile. È una donna non posso parlare. Rimarrà nel cuore. Speriamo che sia fatta solo giustizia. Una persona sorridente, pacifica, e ci sono solo belle cose, il suo sorriso che era la cosa fondamentale che mi ricordo che è sempre rimasta impressa. Io personalmente lei aveva un rapporto tra virgolette particolare con mio figlio, perché lui ha delle difficoltà e l'è sempre tenuto stretto sotto la sua ala. La sua gentilezza anche nel capire i ragazzi, perché quando succedeva qualcosa nella classe se li portava fuori e cercava di risolvere i problemi con il ragazzo e non in classe insieme a tutti gli altri, quindi aveva anche questo tocco di sensibilità. Ha lasciato un segno luminoso e indelebile nella nostra comunità. Seguiva i suoi studenti con grande attenzione e con un amore autentico per il loro percorso di crescita. Chiedeva molto, ma dietro ogni richiesta vi era sempre un desiderio sincero di aiutarli a diventare la migliore versione di sé. Omaggi per Chiara, che non meritava una fine così orribile, e inevitabilmente in tutti il pensiero corre al 17enne che l'ha strappata ai suoi affetti, alla sua comunità, e la rabbia riemerge con prepotenza. È un minorenne e lo salvano. Ricordatevi bene, finché Dio veda luce, quando che un 17 anni fa questo, quello che ha fatto, merita la sua pena. Non è nessuno perché 17 o 18, 19, merita quello che lui ha fatto. Ha ucciso con 30 coltellate, con la carriola, su un sacco l'ha messa in sopravvivenza. Non è nessun perdono. Hanno lavorato fino all'alba i vigili del fuoco per spegnere l'incendio divampato ieri sera in un'abitazione di Mirano. Un testimone racconta: in pochi minuti sembrava l'inferno. Ero qui fuori, sento delle voci, qualcuno che urla, dico cosa succede. Vado, esce un po' di fumo dall'abbaino. Non mi ero preoccupato subito, chiamo per precauzione i vigili del fuoco. Il fuoco si è sviluppato velocissimamente, nell'arco di 7 minuti il tempo che arrivassero aveva già avvolto quasi tutta la parte superiore, e poi sono andati avanti fino a stanotte, cioè si sperava si riuscisse a spegnere, in realtà era troppo esteso, veramente impressionante, fortissimo. Le squadre dei vigili del fuoco di Mestre Mira e i volontari di Mirano con un'autopompa, 2 autobotti e un'autoscala hanno lavorato fino alle 5 del mattino per spegnere l'incendio divampato dal piano mansardato di un'abitazione in via Goldoni a Mirano. Come racconta il testimone, le fiamme si sono rapidamente estese alla copertura in legno, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorritori. Il proprietario dell'appartamento interessato dal rogo ha riportato lievi ustioni cercando di spegnere le fiamme ed è stato poi affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. In casa c'era anche la compagna, rimasta illesa. C'erano delle persone disperate e quindi assolutamente erano. Prima cosa che abbiamo chiesto se ci fosse qualcuno in casa, qualcuno si è fatto male. Fortunatamente no, quindi ecco, da lì in poi noi ci siamo un po' tranquillizzati, per loro chiaramente è stato perso tutto. Non avrei mai immaginato la velocità alla quale questo fuoco si è propagato. Se non si vede di persona si sottovaluta spesso questo rischio, quindi ogni secondo conta, e soprattutto se succede, un consiglio che do a chi ci ascolta: non tentate di entrare in casa, non aprite porte, non salvate il salvabile, mettetevi al sicuro, perché è una forza incontrollabile.
Le operazioni di spegnimento hanno permesso di evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine, ma l'appartamento adiacente è stato dichiarato comunque inagibile a causa dei danni provocati dal fumo e dalle elevate temperature sviluppatesi. Il tetto è dotato di una ventilazione specifica per evitare il surriscaldamento, eppure proprio questo sistema potrebbe aver facilitato il propagarsi delle fiamme. Ma queste sono opzioni da verificare. Al termine dell'intervento l'immobile interessato dal rogo è stato posto sotto sequestro dai vigili del fuoco per consentire gli accertamenti necessari. Sul posto si è recato anche il sindaco di Mirano Tiziano Baggio, rimasto fino a tarda notte per mettersi a disposizione qualora gli interessati avessero avuto bisogno di una sistemazione temporanea, ma poi hanno trovato una soluzione provvisoria in autonomia. A Sottomarina di Chioggia al via da oggi il presidio fisso della polizia locale in spiaggia contro i venditori abusivi. Parte formalmente e ufficialmente un servizio coordinato di contrasto al commercio ambulante e abusivo della nostra spiaggia. Sappiamo benissimo che da anni e anni c'è questa problematica nella nostra città, però diciamo, come amministrazione adesso ci siamo impuntati proprio, abbiamo deciso di intervenire in maniera drastica. Il presidio fisso in spiaggia Sottomarina di Chioggia con gli agenti della polizia locale lungo la Battigia. Il servizio, iniziato e attuato con grande sacrificio, visto anche il caldo, dalle 7 del mattino fino al pomeriggio. Il commercio abusivo a Sottomarina è divenuto negli anni una vera e propria piaga sociale, sia dal punto della sicurezza per i bagnanti, sia per i disagi causati alle attività produttive commerciali. 18 gli ambulanti autorizzati dall'amministrazione comunale, accanto al presidio fisso anche quello operativo mobile. Quindi la spiaggia è libera, sicura. I nostri bagnini stanno lavorando, la polizia locale è qua, è un servizio coordinato, parlato anche a livello di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il sindaco di Venezia Venturini vuole alzare il contributo d'accesso a 50 euro, d'accordo gli albergatori, contrari all'opposizione con il consigliere comunale Dem Pellicani che la definisce una misura incivile. Mentre il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, ribadisce di essere d'accordo col sindaco Venturini sulla necessità di prevedere una tariffazione più elevata del contributo d'accesso nei momenti di massima pressione turistica, con un tetto che possa arrivare a 30 o 50 euro, il neo consigliere comunale di opposizione Pellicani la definisce una misura incivile. Noi siamo contrari al ticket d'accesso perché è veramente una misura incivile innanzitutto, e poi Venezia non può essere una città a pagamento. Secondo gli albergatori che hanno contribuito alla realizzazione della tassa dal 2018, potrebbe rappresentare uno strumento utile per indurre una riflessione in chi sceglie di visitare Venezia, incentivando la scelta in periodi meno affollati, ritenendo, spiega Minotto, che sia giusto che chi utilizza la città contribuisca alla sua manutenzione, alla pulizia, al mantenimento di servizi di alto livello. Ma Pellicani evidenzia che per l'aumento del contributo fino a 50 euro che il sindaco porterà al governo nelle prossime settimane serva una legge. Non solo. Per farlo serve una legge e voglio vedere in Parlamento chi voterebbe una legge per far aumentare il ticket a 50 euro, ma detto questo, per risolvere il problema della gestione dell'overtourism e dei flussi turistici sono necessari un mix di azioni. Innanzitutto una politica sulla casa. Ormai perfino il governo si è accorto che serve un piano straordinario per la casa. Bisogna rimettere in circolazione innanzitutto i 5.000 alloggi pubblici sfitti, e quindi servono tante risorse che il Comune deve investire in questo campo, e poi disciplinare le locazioni turistiche. Ricordiamo che Venezia è l'unica città italiana dal 2002 a beneficiare, con una legge che porta il mio nome, la possibilità di disciplinare, regolamentare, quindi non vietare ma disciplinare le locazioni turistiche. Poi bisogna agire in particolare sulla base economica della città. Il turismo resterà sempre la nostra principale attività economica, ma non può essere l'unica. Una grande scarpa rossa a Mestre contro la violenza di genere.
Sono state 152 le donne accolte dal centro antiviolenza nei primi 6 mesi del 2025 contro le 274 del 2024. 145 quelle che hanno fatto accesso ai pronti soccorso dell'Ulstre denunciando una violenza in ambito domestico contro le 113 dell'anno precedente. Molte le donne italiane, 88 nel 2025, più di quelle straniere, 57. Sono i dati diffusi dall'azienda sanitaria nel giorno in cui è stata presentata la grande scarpa rossa, scultura dell'artista Giorgio Bortoli intitolata Passo di donna, collocata nella hall dell'ospedale come simbolo per non dimenticare il fenomeno della violenza di genere. Questo è un dato che deve essere interpretato con attenzione, assolutamente, perché è un dato significativo, ma anche con una visione favorevole, perché indica il fatto che il lavoro che si sta svolgendo da anni in rete e sinergia tra i diversi servizi sanitari e degli enti territoriali locali vuol dire che sta portando a una maggior sensibilizzazione da parte della donna ad avere coraggio a richiedere aiuto e da parte dei servizi di segnalare. Molti di conseguenza anche i minori presi in carico. Sono tanti, nel 2025 sono stati 52 quelli che abbiamo inserito nel percorso di cura specialistica nell'ambito appunto del disturbo post-traumatico che deriva dall'incontro con un episodio di violenza. Abbiamo osservato appunto 11 nuovi casi nel 2026 che rispetto al 2025 rappresentano una leggera diminuzione e della cosa siamo lieti, però comunque trattasi di situazioni che sono numerose e soprattutto sono complesse. Per questo la rete istituita negli anni tra Comune, Ulstre e Forze dell'Ordine è fondamentale nell'aiutare le donne vittime di violenza. Fonda il proprio lavoro di protezione su 3 pilastri. Il primo è quello ovviamente di presa in carico delle vittime di violenza e quindi di tutto quello che poi è il percorso di uscita dalla violenza, l'attività di sensibilizzazione che è preponderante negli ultimi anni, è cresciuta moltissimo attraverso iniziative diffuse su tutto il territorio del Comune di Venezia ma anche della città metropolitana di Venezia, e poi la formazione. Una delle attività che noi proponiamo spesso alla cittadinanza è quella che noi svolgiamo attraverso le guide di vicinato, che proprio è un modo per avvicinare sempre di più la nostra città a questo fenomeno, ma anche per capire in che modo poter essere d'aiuto alle altre donne. La Dunata Triveneta degli Alpini a Gemona del Friuli ha vissuto la sua seconda giornata tra festa e memoria, come vi hanno raccontato i nostri inviati nella lunga diretta non stop sia questa mattina che per tutto il pomeriggio. Un racconto che continua alle 20:30 sempre in diretta su Antenna 3 per tutta la serata e nottata. Domani la giornata clou alle 7:15 di nuovo in diretta per le emozioni della sfilata delle penne nere, naturalmente sempre su Antenna 3. Siamo in chiusura, vi lascio ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.